Eh, vabbè, ci avete provato. Disputando anche un buon primo tempo, lo ha detto anche Siciliano, ci hanno messo in difficoltà. Ma sì, ma noi mettiamo in difficoltà tutto, però ogni volta c'è una mezza e mezza, è sempre a sfavore. Sempre ti sei arrabbiato Ma sì, ma noi ci siamo stancati perché una mezza e mezza è sempre a sfavore, basta. Cioè, va bene, io sono qui perché per rispetto vostro, ma non mi viene neanche voglia di parlare. No, immagino perché c'è stato qualche episodio che, sì, più di qualche episodio che poteva insomma girare in maniera diversa. Ci sono, beh, insomma, si riparte da qua come sei abituato a dire e quindi domenica vi aspetta un altro cliente mica da ridere. Ma noi le partite le facciamo, domenica abbiamo fatto un'ottima prestazione, domenica Non prima meritavate di non perdere. meritavamo di perdere, domenica prima comunque abbiamo fatto una buona prestazione a Leo e abbiamo vinta. Stavamo giocando la nostra partita qui col Sandonà e comunque se doveva finire, però purtroppo l'abbiamo finita oggi e stavamo facendo bene. Ovvio che lasci qualcosa a loro perché oggi doveva andare così, perché eravamo al corrente di poter rischiare qualcosa perché noi dovevamo comunque recuperare un gol. Ma al netto di tutto, se noi ci abbiamo provato, abbiamo fatto la prestazione, doveva andare così, dovevamo cercare l'episodio l'avevamo trovato, però se poi non te lo fischiano, siamo sempre qui che ci lecchiamo le ferite, come dico sempre, ma sì, insomma, dobbiamo fare tutti quanti qualcosa in più. Massimo, è difficile da giocare questi 45 minuti, no? Perché è stranissima, perché insomma siete partiti fortissimi proprio per il fatto che non c'erano altri 45 minuti, quindi bisognava farla. Però strano da giocare, no? No, io direi Ti è capitato mai anche in no, carriera? no, mai, né da giocatore né da allenatore. Io dico non strano, ma impossibile, perché comunque una squadra viene qua, fa il loro, perché Anche le comunque condizioni meteorologiche, tra sì, le l'altro, condizioni meteorologiche, i le giocatori, illuminazioni. i giocatori in campo, perché sia noi sia loro, poi avevamo delle mancanze non indifferenti, ma per ovvi motivi. Ma poi è normale, loro magari vengono qua, perdi un po' di tempo, sei in vantaggio, addormenti un po' la partita, tatticamente è un disastro, quindi secondo me, non lo so, non sarebbe da giocare, però vabbè. A domenica. Grazie mille, Ciao, arrivederci. Ciao. grazie. Ringraziamo Massimo Valerba che è ritornato sul campo proprio come ha detto appunto per rispetto a noi.